Ben trovati amici sportivi con le telecamere della Wii Sport che si trovano al comunale Geppi Faranda di Patti per seguire la 19ª giornata del campionato dei giovanissimi regionali Girone D, il match tra la nuova rinascita Patti ed il Città di Messina. Distanziati da soli 3 punti in classifica, i padroni di casa a quota 32 punti, frutto delle 9 vittorie, dei 5 pareggi e delle 4 sconfitte rimediate nelle precedenti uscite. L'ultimo risultato una sconfitta contro la Football 24 nel precedente turno. Città di Messina invece a quota 35 punti al secondo posto in classifica, frutto delle 11 vittorie, dei 2 pareggi e delle 5 sconfitte rimediate dai ragazzi di Mister Fiumara, che vengono dalla vittoria contro la Promospot rimediata 2 turni fa. L'ultimo turno hanno riposato. Grazie all'uso delle nostre grafiche stiamo vedendo gli 11 scelti dai 2 allenatori per scendere in campo a darsi battaglia. Mister Fiumara deve far fronte alle numerose assenze per squalifica, una fra tutte quella di Capitan Majorana. Una delle assenze più importanti. Proveranno comunque a portare a casa 3 punti che potrebbero essere fondamentali. Un finale di stagione con tante squadre a pochissimi punti di distanza, uno splendido finale di stagione in questo campionato dei giovanissimi regionali. Nel frattempo con le immagini siamo partiti con il match, con il Città di Messina che ha battuto questo primo pallone di gioco, attaccheranno da destra verso sinistra in completino verde fluo, risponderà la nuova rinascita da sinistra verso destra in completino blu. La prima occasione è proprio per gli ospiti che provano a rendersi pericolosi scodellando questo cross in mezzo dal lato di sinistra, prova ad arrivarci Spuria ma non ci riesce, padroni di casa che allora provano a rispondere dall'altro lato. C'è l'ottima uscita di Forestieri però in questo caso che neutralizza l'attacco avversario e dà il via alla ripartenza. E ancora la nuova rinascita Patti però in avanti a provare a rendersi pericolosi in questo avvio di gara con questo tentativo dalla distanza dal limite dell'area, tentativo centrale però, e ancora una volta Forestieri in 2 tempi può far sua la sfera. Città di Messina che ritorna in avanti, qui il pallone in mezzo di Mangano, ancora all'indirizzo di Spuria che non riesce ad arrivarci neanche questa volta, il pallone deviato in calcio d'angolo dallo stesso, pallone in mezzo all'indirizzo di Maesano che prova a fare tutto da solo, prova a mettere questo cross in mezzo, riesce più in un tiro che però è Svilenco, può far sua la sfera Cardinale, estremo difensore dei padroni di casa. Città di Messina che continua a spingere, qui c'è un'occasione, il direttore di gara però ha ravvisato una posizione di fuorigioco interrompendo un'azione che poteva essere pericolosissima, come possiamo riapprezzare. Fuorigioco inesistente, era regolarissima la posizione dell'attaccante del Città di Messina che comunque è stato fermato. Ancora ospiti però che in questo momento adesso ne hanno di più, qui è De Gaetano che prova a fare tutto da solo, colpisce col sinistro, il pallone sfiora il palo e finisce al lato di un nulla. Grande occasione per il Città di Messina per passare avanti, ospiti che adesso stanno continuando ad attaccare per provare a sbloccare il match. Qui è ancora Spuria che controlla questo pallone, lo mette in mezzo dove arriva Mangano che prova a calciare a botta sicura. Cardinale però è attento e riesce a neutralizzare il destro del numero 10 del Città di Messina che sta avendo tante occasioni per passare in vantaggio. Qui anche un calcio di punizione dalla lunga distanza, De Gaetano prova direttamente in porta, il pallone però che non si abbassa a sufficienza e finisce alto. Altro calcio di punizione per il Città di Messina che continua a spingere, il pallone scodellato in mezzo, ancora De Gaetano che aveva anticipato Cardinale, il suo tentativo però si è neutralizzato contro la traversa. Clamorosa occasione per il Città di Messina per passare in vantaggio. Abbiamo riapprezzato la zampata di De Gaetano che si è infranta contro la traversa, dall'altro lato arriva la beffa per il Città di Messina. Qui il direttore di gara ravvisa un fallo in area di rigore e comanda la massima punizione per i padroni di casa. Rivediamo qualche dubbio sulla gamba alta di Grisafulli, numero 7 dei padroni di casa. Sarà comunque calcio di rigore, alla battuta andrà Canduci. Forestieri che riesce a parare ma poi non può nulla sulla ribattuta proprio di Grisafulli che si trova al posto giusto al momento giusto, batte Forestieri per il gol che sblocca il risultato. La nuova rinascita Patti passa in vantaggio proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Rivediamo come era stato bravissimo l'estremo difensore del Città di Messina a neutralizzare questo calcio di rigore, non ha potuto nulla però sul destro di Cardinale che quindi ha sbloccato l'incontro. I padroni di casa sono passati in vantaggio. Poco dopo arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che mette fine a una prima frazione di gioco che ha visto comandare il match solo il Città di Messina, che ha colpito anche una traversa clamorosa. Il risultato però dice 1-0 nuova rinascita Patti, mentre vediamo le squadre che ritornano in campo per la seconda frazione di gioco che ricomincia in questo momento. Vedremo se riusciranno i ragazzi di Mister Fiumara a trovare la rete in questo secondo tempo. Ci provano subito con De Gaetano che prova a colpire dalla lunga distanza, tentativo centrale, Cardinale non ha problemi a far sua la sfera, dall'altro lato i padroni di casa provano a farsi vedere in avanti. Ancora una volta Forestieri è bravissimo qui a neutralizzare il tiro di Canduci. Adesso conquista un calcio di punizione il Città di Messina, dall'alto di sinistra se ne incaricherà Maesano
che proverà a mettere dentro questo pallone. Il cross di Mesano, stacca Spuria più in alto di tutti e allora arriva il pari del Città di Messina grazie alla firma di Simone Spuria, che riesce a pareggiare i conti in questa seconda frazione di gioco. Il risultato è di 1-1, riapprezziamo lo stacco di testa di Spuria che insacca il pallone in rete per il gol che vale l'1-1. Prova a dare la carica ai suoi mister Fiumara, che nel frattempo deve ovviare al primo cambio con Denaro che prenderà il posto di un acciaccato Venuti. Il Città di Messina allora proverà a spingersi in avanti per provare a trovare il gol del vantaggio. Qui ancora Spuria che riesce a controllare questo pallone e a metterlo in mezzo, pallone che danza pericolosamente in aria, in qualche modo finisce sul sinistro di Macelli che calcia verso la porta, altra traversa clamorosa, poi ancora sulla ribattuta di Mangano riesce a spazzare la retroguardia della Nuova Rinascita, altra traversa per il Città di Messina al secondo legno di questa partita. Dopo quello nel primo tempo di Mangano, questa volta è stato sfortunatissimo Maceli che aveva colpito a botta sicura per il gol che poteva valere il 2-1, che non è arrivato. Il Città di Messina però che sta provando l'assalto finale per provare a portare i 3 punti a casa. Qui ancora Mangano che conquista il pallone, lo indirizza a Spuria che prova la girata ma non riesce a centrare completamente lo specchio della porta. L'attaccante è il numero 9 del Città di Messina che prova comunque ancora a spingere. Qui è Mesano che prova a scodellare questo pallone in mezzo, in qualche modo prova ad arrivarci Spuria in uscita bassa Cardinale, però neutralizza il tentativo dell'attaccante del Città di Messina che fino alla fine continuerà a provarci. Qui ancora con Mangano che prova da lontanissimo ad impensierire l'estremo difensore dei padroni di casa, che però fa sua la sfera. Provano a buttare questo pallone in avanti quelli del Città di Messina, ma non ci sarà più tempo. Il triplice fischio del direttore di gara mette fine alla partita. Una bella partita che finisce per 1-1 nonostante le tante occasioni avute dal Città di Messina, che non riesce però a vincere la partita. Ricevono comunque gli applausi e allora per questa settimana da noi è tutto, alla prossima.